Anche nel Veneto, seppur con qualche minuto di ritardo, è arrivato l'ospite. Agevoliamo dunque il collegamento. Grazie. Igor Visentin, presidente della conferenza dei sindaci, ieri tra l'altro ha spedito una lettera in cui si parlava del problema del digitale terrestre, si fa fatica a vedere i canali RAI, addirittura ci sono dei comitati che si sono uniti, vogliono fare una class action contro il servizio pubblico, si ipotizza il reato di interruzione di pubblico servizio. Lei avrebbe convocato per venerdì una riunione. Sì, approfittando del fatto che venerdì mattina è convocata anche la conferenza dei sindaci della sanità per discutere delle questioni strettamente legate al sistema ospedaliero e quant'altro, ho colto l'occasione per chiedere ai tecnici della RAI, attraverso il dirigente regionale dottor Tabaro, di poter incontrare i sindaci, quindi non in una conferenza dei sindaci ufficiale convocata come da regolamento, ma un incontro urgente che peraltro è stato postergato alle 21 di venerdì proprio perché i tecnici non potevano in quella sede. Credo che incontreremo, cercheremo di capire non tanto il problema, lo abbiamo capito, siamo un'area di confine tra il Friuli e nella parte, diciamo così, ultima del Veneto, non ci raggiunge il segnale friulano e non ci raggiunge il segnale da Padova. Cerchiamo di capire quali sono le soluzioni che non passino attraverso i costi a carico dei cittadini. Mi scusi Presidente, le soluzioni non vanno trovate adesso che si è entrati nell'era del digitale. Lo sapevano da 5 anni questi signori che nel 2010 in questa zona cuscinetto, chiamiamola così, ci sarebbe stata la rivoluzione del decoder? Si sa, io credo che sia un malcostume tipicamente italiano quello di avviare, chiamiamole, delle riforme dei servizi e nel momento in cui queste partono non risultano migliorative dei precedenti fin tanto che non si trovano i correttivi e quindi molto spesso si deve ricorrere a delle scelte d'urgenza. Credo peraltro che sia un malcostume anche del nostro legislatore che molto spesso legifera d'urgenza per riparare a danni che sono stati creati in precedenza. Io credo che però nel giro di pochi giorni una soluzione i tecnici RAI la troveranno. Ringraziamo dunque Igor Visentin, presidente della conferenza dei sindaci del Veneto Orientale, linea alla redazione centrale. Io sono amico di Igor, ma dico che qualche dubbio ce l'ho perché con oggi il switch off si è concluso, con oggi i tecnici di Rai Way hanno concluso i loro lavori. Purtroppo le antenne insomma hanno filtri e controfiltri che provocano la non visione e non recepimento dei segnali RAI. Ve lo dice uno insomma che ha dovuto cambiare l'antenna e che prima vedeva in digitale, tra l'altro, no, solo che con il cambio definitivo dal 37 si è passati al 24 e c'è una soluzione non ottimale. Io penso agli anziani, magari a chi ha una pensione e che vive con la televisione perché non ha nessuno con cui dialogare. Questo è un punto. Speriamo insomma che una soluzione la si trovi.